Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. CGIL ed associazioni oggi a Roma per la Via Maestra, manifestazione per chiedere un adeguamento dei salari al carovita. Dal Veneto in 6.000 a Piazza San Giovanni. 50.000 da tutta Italia, 6.000 dal Veneto. La marcia degli scontenti oggi a Roma. Lavoratori e pensionati, un lavoro dignitoso al centro dell'agenda politica con salari in grado di sostenere il caro vita. Basta precarietà, pensioni più eque. Significa difendere e attuare la Costituzione, spiega Tiziana Basso, segretario regionale del Sindacato Veneto. Da qui lo slogan della giornata, la Via Maestra. In legge finanziaria ci devono essere delle risposte concrete alle persone che rappresentiamo che ormai non ce la fanno più. Non ce la fanno più rispetto alla situazione del loro salario, non ce la fanno più rispetto alla situazione della sanità e dell'istruzione che vogliamo pubbliche e universali. I segretari regionali in testa al corteo, in mezzo Cristian Ferrari, eletto nella segreteria nazionale. Tra i veneti pensionati e lavoratori come Davide, operaio della Fincantieri. Ci sono tante cose che non stanno andando bene ed è giusto essere in piazza per protestare, sperando anche, andando avanti, uno sciopero generale. Quindi siamo qui per questo. 2 cortei in marcia per ritrovarsi poi in Piazza San Giovanni. Ci sono gli studenti con le tende per protestare contro il caro affitti, pensionati lavoratori, ma anche una delegazione del Movimento 5 Stelle, bandiere della CGIL e una rappresentanza della società civile. Oggi siamo in piazza in tanti, in tantissimi, ma continueremo la nostra lotta qualora non cambino le cose. Sono passati 60 anni dalla notte del 9 ottobre del 1963, quando si è consumata la tragedia del Vajont. Numerose comunità sono state distrutte, 1917 le persone che hanno perso la vita. Anche quest'anno Antena 3 ha deciso di ricordare il disastro che ha segnato non solo il Veneto, ma l'Italia intera, con una serie di appuntamenti a partire da domani 8 ottobre con il documentario L'eco del fango, a seguire lunedì 9 ottobre la diretta dalle 8:45, seguirà la messa in suffragio delle vittime dalla chiesa parrocchiale di Erto e l'omaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella al cimitero di Fortogna. Per concludere alle 21:15 andrà in onda una puntata speciale di Ring con le testimonianze dei sopravvissuti in diretta dalla diga del Vajont. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Sole, tempo stabile e caldo anomalo. A 2 settimane dall'inizio ufficiale dell'autunno, l'estate mantiene ancora il pieno controllo della scena meteorologica. Ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 8 ottobre evidenzia un ampio soleggiamento. Il cielo si presenterà sereno con qualche addensamento del tutto innocuo. Temperature oltre la norma, sia di giorno che di notte, minime sugli 11-17 gradi, massime tra 25 e 31 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà bel tempo, solo al mattino saranno possibili delle nebbie sulle zone di pianura. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà ben soleggiato, stabile e molto mite. Temperature minime infatti intorno agli 11 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.